voglio parlarvi anche di Pedemontana. Allora, se voi mi date attenzione un attimo, vi dico io da viva voce mia cos'è la Pedemontana, così evitiamo che tutte le puttanate che vi vengono raccontate molto spesso per bocca di qualche altro che dice puttanate, le sentite da me. No, voi vi fidate, ma mi rende conto? E fino adesso, fino a prova contraria, quello che vi ho sempre detto, ho sempre fatto. Allora, la Pedemontana non è un'invenzione di 2 giorni fa. La Pedemontana esiste nelle carte della regione dal 1990. Ci siamo fin qua? Mi davo all'università nel 90. L'attuale progetto è del 2002. La gara è stata fatta nel 2006. L'aggiudicazione, dopo 3 anni di contenzioso legale, quindi a seguito di una sentenza in tribunale, viene aggiudicata nel 2009. Perché vi ho detto questo? Perché prima puttanata che vi dicono gli amici degli amici, saranno amici dei magistrati visto che ha vinto una causa, no? Non lo capivo. Non sto facendo una difesa di qualcuno, sto semplicemente raccontando com'è la storia. È un'opera strategica a livello nazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il governo nel 2009 ha definito che quest'opera è un'opera nazionale, è una legge che lo prevede. È un'opera, oggi è il più grande cantiere aperto in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro. Il progetto definitivo veniva 1 miliardo 800 quello che è, cioè 460 milioni di meno. Seconda bugia, costa 460 milioni in più perché, vabbè, non so, c'è la banda Bassotti se cacciava i skate. No, ve lo spiego io perché costa 460 milioni in più. Io nel 2009 facevo il ministro dell'agricoltura. Costa 460 milioni in più perché 194 milioni di opere complementari chieste dai 35 comuni. Oltre ad avere 95 km di superstrada, abbiamo anche 68 km di nuove strade. 150 milioni in più per adeguare la Pedemontana alle nuove leggi comparse e approvate dopo l'approvazione della Pedemontana e così via. Allora, tutto questo per dirvi, primo, che nel 2001 avevamo un'infrastruttura pagata dal governo che si chiamava Autostrada Pedemontana Veneta, è stata bocciata su pressione dei comitati. Era per noi a costo zero e è stata bocciata. Nel 2002 arriva questa. Qual è il problema in questo momento? Il problema è che il privato che si è aggiudicato la gara gli servono i soldi per finire il cantiere. Lineare, no? Noi abbiamo 2 alternative che abbiamo valutato: dire al privato salta tutto, non ne frega niente, o cercare di recuperare la situazione. Perché? Primo, perché questa è un'infrastruttura che finiamo in 3 anni. Secondo, ci sono 3.042 espropriati che avanzano circa 300 milioni di euro di espropri. Terzo, è un'opera strategica per tutto il Veneto. Vi ricordo che lambisce 38 comuni a 16 caselli. La tassa, per andare al banco della trattativa con il privato e cercare di trovare un accordo, come si fa in tutte le buone famiglie, ma è difficile spiegare a chi non ha mai lavorato, non a voi ma a qualcun altro. Voi quando parlano e fanno dichiarazioni, che dice: ma ti che lavoro sei che te ha fatto? Vedete che avrete tante sorprese. Quando cominciano a dirvi: ma ho fatto il consulente, tutte queste robe qua, ne ho fatto un cazzo. Di solito funziona così. No! Allora cos'è che abbiamo detto? Abbiamo detto al Consiglio regionale, e c'è scritto, è scritto nella delibera: abbiamo bisogno del mandato per una manovra, per fare un mutuo da 300 milioni che eventualmente finanzieremo con una tassa, e se guardate la delibera c'è scritto precauzionale, rimodulabile e quello che è, per dire che adesso andiamo alle trattative, i tecnici andranno in queste settimane mettendo sul tavolo il pacchetto, cioè il blocchetto d'assegni, e cercando di portare a casa. Poi vi diremo come va a finire.
Comunque, se la tassa sarà tassa, è una tassa che è nell'annualità 2019 e basta. Ne parla una regione che è l'unica in Italia che non ha mai applicato tasse per 9 miliardi di euro fino ad oggi, da quando ci siamo noi. Ai leghisti dico, andatelo a dire in giro con orgoglio che non abbiamo applicato 9 miliardi di tasse. È una tassa per un anno, non la pagano l'80% dei veneti comunque, che non è che è un merito perché la pagano solo il 20%. Però lo dico perché non posso trovare cittadini che hanno redditi inferiori ai 28.000 euro e te dicono ma mi sono devastata la tassa. Chi guadagna 28.000 euro lordi, che sono 1.700 euro, 1.714 netti al mese per 12 mensilità, paga zero. Chi guadagna 30.000 euro lordi all'anno, che sono 1.800 qualcosa al mese netti, paga 3 euro al mese per un anno. Io sono il primo a dire no alle tasse, non le ho mai applicate e nel frattempo Roma ci ha tagliato 1 miliardo e 62 milioni. Ma allora, o avete fiducia e ci lasciate lavorare e cerchiamo di andare avanti, alla fine dopo fermi i conti e vedete se aveva ragione gli altri o qualcun altro, oppure vabbè, buttiamo tutto a puttane, no? Facciamo saltare tutto. Però ragazzi, lasciateci lavorare, nel giro di un mese qualche risposta ce l'avrete anche su sto fronte, restiamo d'accordo così?